Mi pare di poter cominciare, sono le 5:30. Abbiamo a che fare con la Strafexpedition, o spedizione punitiva, e cioè con una guerra diversa da quella che gli italiani si erano attesi, perché avevano pensato di andare all'offensiva e vi ricordate l'anno scorso addirittura c'era un incontro che avevo intitolato Nach Lubiana, perché questo era quello che si sperava all'inizio, Nach verso Lubiana, e addirittura i più fragorosamente ottimisti Nach Wien. Nulla di tutto questo era avvenuto, per le ragioni che, come abbiamo illustrato l'anno scorso. E adesso al contrario, adesso succede il contrario, e l'offensiva austro-ungarica non è attesa e sognata, ma è verace. E si svolge tra la metà del maggio del 1916 e la metà di giugno, un mese circa. Ecco, quindi perciò ho voluto intitolare Strafexpedition, messi gli italiani sulla difensiva. Ma diciamo qualche cosa su questo nome della cosa, perché le parole sono importanti. Possiamo dirlo alla tedesca, superando le difficoltà della accentazione, o possiamo dirlo alle italiane e allora capiamo bene, spedizione punitiva. Che roba è? Chi punisce chi e perché? Loro puniscono noi. E perché? Per averli abbandonato, per averli mollati al momento buono, dopo 30 anni di triplice. Ora, giuridicamente l'Italia aveva diritto di mollare l'Austria che aveva attaccato la Serbia senza dirlo all'Italia, come i trattati segreti prevedevano. Ma appunto, una cosa è il diritto, una cosa è la diplomazia segreta, un'altra cosa è quello che si vede fuori. Quello che si vede fuori non ci vuole mica molta abilità per la propaganda austro-ungarica per farla vivere ai sudditi dell'impero come un voltafaccia e un tradimento odioso. Degli italiani già non ben visti, a prescindere da quello che avviene tra il 14 e il 15, per buone e per cattive ragioni, buone e cattive. Se l'Italia è come è lo sviluppo di quello che era stato il Regno di Sardegna e via via prima il Ducato di Savoia, ce lo dice la geografia prima ancora che la storia che cosa era avvenuto. È ovvio che si trattava di un vaso di coccio tra vasi di ferro, è la geografia. La geografia aveva costretto spesso i Savoia a cominciare una guerra da una parte e a finirla dall'altra, solo che questo diventa qualcosa di proverbiale messo a carico dell'Italia nel suo complesso da quando l'Italia unita esiste, e non ci sono più soltanto i Savoia, con quel condizionamento territoriale del piccolo Stato preso in mezzo tra grandi Stati che scendono volentieri nella pianura padana a fare le loro battaglie. La psicologia collettiva, l'immaginario internazionale preleva dal passato tutto ciò che si radica oppure che può essere rianimato quando serve. È evidente che nel 1914 quindi si serve agli imperi centrali rianimare tutto ciò che può dire gli italiani sono sempre stati inaffidabili. Naturalmente non potevano sapere nel 1914-18 quello che sarebbe avvenuto nel 1943, che sembra proprio la dimostrazione delle dimostrazioni. E anche qui di nuovo noi possiamo sforzarci, e abbiamo tutte le ragioni per farlo, di motivare e dire le buone ragioni storico-politiche per cui l'Italia ha mollato i nazisti e si è messa in proprio e si è rifatta un'anima attraverso la resistenza. Hanno fatto bene, fossero stati di più, però è chiaro che vista da fuori e vista dagli interessati, di nuovo l'Italia
molla i suoi alleati. Era stata una forzatura l'alleanza che ha portato alla seconda guerra? Certo che sì, e così l'avevano vissuta gli innamorati dell'Inghilterra e della civiltà liberale, che però era una minoranza fin quando l'Italia fascista non comincia a perdere la guerra. Insomma, non è facile muoversi nell'ambito della psicologia collettiva, ma è chiaro che se la guerra è una guerra di massa, come la prima guerra mondiale lo è, tutto entra in gioco ed entrano in gioco anche la propaganda di massa, anche le supposizioni, le ipotesi, ciò che ci si racconta, ciò che viene da lontano, le favole, vecchie e nuove. Favole nuove si possono costruire immediatamente da parte della propaganda dell'intesa sul Belgio, sull'improvvisa invasione dei Paesi Bassi da parte dei tedeschi. Queste sono favole nuove. Favole che vengono da più lontano possono pure essere messi a dimora. E tra queste, indubbiamente, non senza qualche fondamento, c'è che gli italiani siano labili, ballerini, la famosa espressione di von Bülow, un giro di valzer. I giri di valzer si facevano soprattutto a Vienna, per la verità, ma insomma veniva regalato all'Italia l'atteggiamento di chi può fare un giro di valzer magari con un nemico, con dei nemici degli imperi centrali, anche se intanto c'è la triplice. È il solito discorso. Il livello storiografico è un livello, ma il livello del sentito dire, del modo di pensare della gente, prescinde di solito dai libri degli studiosi. Quindi, certo, noi possiamo benissimo raccontarci che la triplice era un'imposizione della Germania, che l'Italia avrebbe voluto allearsi alla Germania, ma non all'Austria, ma la Germania aveva detto voi me, ti prendi anche l'Austria nel 1882. È vero quindi che questa alleanza era una stranissima alleanza, che da una parte e dall'altra, sia da parte italiana che da parte austriaca, viene vissuta con un sacco di retropensieri che possiamo vedere molto massicciamente, perché diventano pensieri di cemento armato, quando tra fine 800 e inizio 900, da una parte e dall'altra, cominciano a costruire i forti contro l'alleato. Perché di questo si tratta, no? Tutti voi avete presente così, tra Veneto e Trentino, perché i forti ci sono ancora, più o meno rovinati, e sono stati tutti costruiti mentre c'era l'alleanza, ma chiaramente contro l'alleato, presupponendo che prima o poi sarebbe diventato nemico. Verissimo. E però questo non toglie che abbiano buon gioco all'interno degli imperi centrali a presentare l'Italia come traditrice. Di qui l'idea di una spedizione punitiva. Vediamolo dal punto di vista italiano. Era o non era pieno in Italia di triplicisti e grandi ammiratori, non dell'Austria, se non tra i clericali più intransigenti e sfegatati. Ma ammiratori della Germania invece c'erano tanti, lo dicevamo anche mercoledì scorso e non insisto. Allora, anche se gli interventisti finiscono per prevalere, i neutralisti, per le più diverse ragioni, erano stati tanti. È possibile che l'idea della spedizione punitiva e di meritarsela in qualche modo ci sia all'interno di quel mezzo paese che non avrebbe voluto l'entrata in guerra dell'Italia. L'argomento più forte per contrastare questo, e naturalmente viene posto in essere e ha fondamento reale, è che il generale Conrad, il generale più famoso o tra i più famosi di parte austro-ungarica, tanto detestava l'Italia da averne fatto il perno della sua politica, e non solo della sua politica militare, da anni e anni, non dal 1914-15, giungendo al punto di odiosità di suggerire di approfittare del terremoto di Messina per regolare finalmente i conti con
questa alleata che in realtà lui non sentiva affatto un'alleata, e che era, andiamo dietro nel tempo, andiamo al 1848, in fondo è l'Italia di Mazzini che accende le polvere dei risorgimenti nazionali. Sì o no? Sì. Questo non è soltanto un motivo della propaganda dell'Italia di Borgese, vi dicevo la volta scorsa in modo particolare, ma non certo solo dello scrittore Giuseppe Antonio Borgese, è un fatto. Allora Conrad davvero avrebbe voluto anticipare gli eventi, ed è lui che si è dato da fare per programmare questo attacco dagli altipiani. È lui quello che pensa, programma, organizza, dirige la Strafexpedition. Quindi nel caso della figura di Conrad, che però insomma è il capo, non è uno che la pensi individualmente così. Effettivamente si adunano pensiero e azione radicalmente ostili all'Italia. D'altra parte, all'epoca tutti in qualche modo tendevano a moralizzare la guerra, no? A tirare continuamente il sugo e la morale della vicenda, fin troppo, nel rapportarsi ai comportamenti collettivi. Salandra e ancor più Sonnino, che sono l'uno un tepido, l'altro un freddo, non ci credono affatto a questo diffuso tentativo di moralizzare la guerra, che avviene però da una parte e dall'altra, e di dichiararla giusta, però da una parte e dall'altra. Ma forse in una guerra di massa c'è bisogno per il soldato semplice o per sua moglie, per sua mamma, che si diffonda l'idea che non solo siamo forti e vinceremo perché siamo forti, ma che vinceremo perché abbiamo ragione, ahimè. Questo succede dalle due parti e non da una parte sola. E chi abbia ragione per davvero, chissà. Forse davvero ha ragione Machiavelli, e la parte machiavellica che secondo Borgese fa parte integrante della cultura dell'indole italiana, per cui alla fine ha ragione chi vince. Cosa che secondo Borgese, specialista della Germania, è tipico del pensiero tedesco. Ha ragione chi è più forte e chi vince. Però un Salandra a questo punto si inventa la famosa espressione infelice del sacro egoismo, probabilmente perché aveva letto Machiavelli e il Principe la sera prima, aveva ripassato la parte. Per la Germania è più intrinseco questo atteggiamento mentale, la forza. Vincere perché si è predisposto tutto ciò che servirà a vincere, e non solo nel piano strettamente militare. Vediamo un pochettino dal punto di vista delle dimensioni questo fenomeno della Strafexpedition. Sapete che siamo sugli altopiani e che gli austro-ungarici arrivano dal Trentino direzione Asiago e che scendono fino a Campiello, che conosce la strada del Costo, per salire in altopiano, diciamo fino lì al punto dove parte la strada che va al Cengio dove più di una volta mi è capitato di nominarvi i fratelli Gianni e Carlo Stuparic, che sono tra i granatieri che difendono appunto quel roccione, che è quello che si vede di fronte quando si fanno i 10 tornanti per salire verso l'altopiano. Ecco, scendono per un po'. Salendo trovate le due osterie della Barricata e della Barricatella, che ancora oggi si chiamano così, perché c'era stato predisposto qualche eventuale ultima difesa, ed è lì verso Campiello anche che Leonida Bissolati si prende quella brutta ferita a cui mi è capitato di fare riferimento. Vediamo allora i dati. Questo è un volume di atti di un convegno di qualche anno fa che abbiamo fatto ad Asiago, appunto sulla Strafexpedition, che è uscito in volume dall'editore Gaspari, specialista in Prima Guerra Mondiale. Sono quasi sempre questi volumi rossi, i volumi Gaspari di Udine, a cura di Vittorio Corà, a cui va la mia memoria, e Paolo Pozzato, due storici militari valenti e specialisti in particolare dell'altopiano. Allora qui dalla relazione del nostro maggiore storico militare, Giorgio Rochat, prelevo qualche cifra.
Le forze italiane che fronteggiarono la Strafeg Expedition contavano circa 145.000 uomini in aprile e quasi 200.000 il 15 maggio. Nel mese successivo, il fenomeno arriva al giugno, furono rinforzati da circa 150.000 uomini, mentre in pianura veniva concentrata la Quinta Armata con altri 100.000 combattenti. Ed è la Quinta Armata quella che Cadorna riesce rapidamente a far arrivare in pianura e salva la situazione in contemporanea con un attacco dei russi sul fronte orientale. Perché l'idea austro-ungarica, visto che avevano due nemici, era di sbarazzarsi prima del più debole e dedicarsi poi al presuntivamente più forte. Poi le cose andranno diversamente perché il processo rivoluzionario trasformerà la situazione sul fronte orientale nell'esercito russo. Al termine di questo mese abbondante, che ha poi le sue fasi articolate che Rochat descrive e che potrete leggere se siete appassionati di questa dimensione in particolare, al termine, se andiamo al 16 giugno, dunque un mese dopo, per gli italiani ci sono 34.700 morti e feriti e 41.000 dispersi, che corrispondono quasi tutti a prigionieri. Un bel po'. Per gli austro-ungarici ci sono 28.000 morti e feriti e 2.000 dispersi. Come le cifre sono molto diverse tra chi attacca e chi si difende. Se ne può dedurre che dopo i primi successi austriaci le perdite si equivalsero dopo i primi successi austriaci. Nella controffensiva, perché Cadorna non si accontenta di non avere perso quanto all'inizio avrebbe potuto perdere, vorrebbe recuperare il terreno perduto, quindi c'è una controffensiva. Gli italiani ebbero altri 57.400 tra morti e feriti e 14.200 dispersi, mentre gli austro-ungarici 27.900 morti e feriti e 25.000 dispersi. Sono di più, a questo punto le parti si sono rovesciate. Da sottolineare che per entrambi gli eserciti le perdite furono maggiori che nel mese precedente. Resta da spiegare, secondo Rochat, l'elevato numero di dispersi austriaci. Forse il ripiegamento del 24 giugno fu meno ordinato di quanto generalmente si dice, eccetera. La conclusione, diciamo, la morale dal punto di vista storico-militare della Strafeg Expedition qual è? Avrebbe potuto essere Caporetto? Una Caporetto anticipata? Forse sì. Ma dal punto di vista delle tecniche militari messe in campo, il suo punto di vista è questo: un confronto con l'offensiva austro-tedesca di Caporetto è impietoso. Perché? Le forze impiegate non erano maggiori e la difesa italiana, anche questa volta male organizzata e presto travolta, ma l'impostazione dell'attacco a Caporetto nell'ottobre del 17 era nuova e moderna, con la penetrazione in profondità condotta da agili colonne bene addestrate e orientate, con una propria potenza di fuoco e l'impiego efficace di mezzi moderni di collegamento, radio, aerei, cartografia. Aggiungo io, perché in questa frase non lo dice Rochat, ma è bene ricordarsi che ci sono anche i tedeschi nell'ottobre-novembre 17, mentre uno degli elementi di cui adesso ci parlerà lo storico austriaco che convoco e che porta alla sconfitta degli attaccanti è che i tedeschi hanno rifiutato di venire ad aiutare gli austro-ungarici, benché Konrad gliel'abbia chiesto. Hanno detto di no, che avevano altro da fare, cioè avevano da badare al fronte occidentale che continuavano a considerare decisivo. Continua Rochat in questo confronto con la Caporetto vera e questa ipotetica Caporetto alla fin fine mancata, e dice questo: nel maggio del 1916, cioè adesso, durante la Strafeg Expedition, gli attaccanti ebbero bisogno di 4 giorni
per arrivare alla cima Portule e di altri 5 per scendere su Asiago. Se avete presente i luoghi, non sono grandissime distanze, mentre invece la caratteristica del Caporetto sarà proprio la penetrazione in verticale, in profondità, a coltello. Questa è la modernità del piano di guerra dell'ottobre-novembre 17. Non c'è altrettanta modernità né nella concezione né nella realizzazione nella Strafexpedition. Nel maggio del 16 gli attaccanti ebbero bisogno di 4 giorni per arrivare alla cima Portule e di altri 5 per scendere su Asiago. Nell'ottobre 17, in 48 ore, avevano raggiunto il controllo delle alture che dominano la pianura friulana. Il confronto non può essere esteso oltre, ma bisogna pure ricordare che la Strafexpedition fu arrestata perché Cadorna disponeva di grosse forze in pianura, le riserve che non aveva a Caporetto. Dunque, le differenze sono notevoli e le somiglianze non solo apparenti, ma più apparenti che reali tra i due momenti. Anche se gli esiti operativi dal punto di vista dell'esercito italiano avrebbero potuto essere una catastrofica sconfitta, anche qui, se gli austro-ungarici fossero riusciti a scendere per la Valdastico e se in pianura non avessero trovato ciò che invece avrebbero trovato, e cioè la Quinta Armata che intanto le ferrovie, la preparazione, l'organizzazione di cui l'esercito italiano dà prova erano riusciti a convogliare nel momento giusto al posto giusto. Aggiungo qualche cosa sui perché, sia pure non con la velocità richiesta, ma comunque nei primi giorni gli attaccanti erano avanzati in modo non catastrofico, ma molto significativo. Qui sì c'è un'altra somiglianza rispetto a Caporetto, cioè anche in questo caso il dispositivo militare italiano era troppo avanti, era troppo avanzato, cioè in una posizione non appropriata per la difesa e più appropriata per un attacco che in realtà il generalissimo Cadorna non immaginava di poter e dover fare su questo fronte. Ma il problema è sempre quello dell'accordo o disaccordo, esplicito o implicito, tra i diversi gradi del comando. Cadorna intendeva andare avanti sul Carso, quindi era la terza armata, non con la prima armata che è questa armata di Altipiani, né con la quarta armata che è quella di Carnia. Questo avrebbe dovuto essere un fronte difensivo, invece in generale sul posto non si accontentano, diciamo, di queste seconde parti e predispongono l'artiglieria e la collocazione delle loro forze in una maniera che quando gli altri attaccano si rivela negativa. Dopodiché altre cose da ricordare, per esempio nel libro recente di Diego Leoni sulla guerra in montagna che vi ho ricordato, c'è una asserzione molto impegnativa dal punto di vista interpretativo, cioè secondo lui, e non è il solo, per resistere all'attacco austro-ungarico, l'esercito italiano e nel suo complesso, nel loro complesso le autorità militari e politiche italiane reagiscono con tale durezza nei confronti delle proprie truppe, sono le famose fucilazioni del Morshak in particolare, le più celebri sono queste, ma probabilmente ce ne sono altre. Ecco, che questi meccanismi di autorità dura e repressiva finiranno per inserirsi stabilmente nel linguaggio politico del paese. Questa è l'interpretazione che Leoni dà in uno degli ultimi libri usciti, credo sarà uno dei frutti più consistenti dal punto di vista storiografico dell'anniversario, ma comunque ne manca ancora mezzo e speriamo che esca
qualche cos'altro all'altezza. Questa è una interpretazione possibile, che al di là della dura reazione immediata che porta a fucilare dei soldati e a silurare dei generali, ma al di là di questi alfabeti, questo linguaggio nel governare le truppe non sarebbe più sparito, diciamo, dal vocabolario politico del tempo. È un'interpretazione che lega strettamente guerra dopo guerra e nascita del fascismo. Questo è uno dei fronti storiografici. In quale misura la guerra prepara con qualche automaticità la stretta autoritaria che alla fin fine si chiamerà cultura nazionalfascista e fascismo? Punto di domanda. È un fronte che personalmente considero aperto, molto interessante, ma aperto, da studiare ancora. Vi avevo promesso il punto di vista di uno storico austriaco di oggi che è venuto ad Asiago in questo stesso convegno, il professor Hartl, Gerhard Hartl, austriaco, che dice quello che vi ho riassunto, che è tutta colpa dei tedeschi se la guerra non è finita allora, e a vantaggio degli austro-tedeschi. L'occasione, dice Hartl, di avvicinarsi nel 1916 ad una conclusione della guerra favorevole alle potenze centrali era stata sprecata. Perché? Perché gli stati maggiori tedesco e austro-ungarico non erano riusciti ad accordarsi su un piano di guerra comune, come invece avverrà nell'ottobre-novembre. Parentesi, poi torniamo alla citazione di Hartl. Nell'estate del 17, alla Bainsizza, gli italiani erano stati lì per sfondare, no? Le famose spallate sull'Isonzo. E invece pochi mesi dopo la spallata funziona in senso contrario. Ma cosa è successo nel frattempo? Che gli austro-ungarici si sono accorti nell'estate 17 che alla prossima, così hanno detto i tedeschi, alla prossima non ce la facciamo a reggere, o venite ad aiutarci o molliamo. Quella volta i tedeschi ci sono andati e per andarci, per dare uomini e mezzi, hanno detto però il piano ce lo mettiamo noi. È il famoso piano moderno inventivo che dà luogo allo sfondamento in verticale, la penetrazione rapida di Caporetto, violando tutte le regole militari del tempo, perché non si possono lasciare le cime occupate dal nemico, bisogna liberarle tutte prima di andare avanti. Questo diceva la dottrina. Tutti i generali di 60 anni avevano imparato questo nelle scuole di guerra europee. Facendo qualcosa di diverso, è come l'invenzione dell'artista, no? L'arte è lo scarto, ecco, l'arte militare è lo scarto rispetto alla dottrina, ma questo ci sarà a Caporetto e non c'è adesso. Proseguo con il punto di vista dello storico austriaco. La responsabilità principale di questo fatto, cioè che non ci siamo messi d'accordo i due stati maggiori, ricade certamente sul generale Falkenhayn, tedesco. Non solo perché egli disponeva chiaramente dell'esercito maggiormente efficiente sul piano bellico, quello tedesco, ma perché gli fece chiaramente difetto la comprensione dell'importanza del fronte sud-occidentale in relazione alla conduzione della guerra in Francia. Egli restò invece incagliato nel tritacarne di Verdun. Questo atteggiamento insufficiente dei comandi supremi alleati nei confronti del difficile problema della conduzione della guerra su più fronti, particolarmente in quanto guerra di alleati, doveva esercitare un'influenza fondamentale sull'esito di questa guerra mondiale e sul tramonto ad esso connesso dei due imperi. Vedete quindi che il punto di vista dello storico austriaco dei nostri giorni è perentorio. Anche lui attribuisce una grandissima importanza alla Strafexpedition, ma a rovescio di quello che avrebbe potuto essere. Interessante anche quella notazione sulla difficoltà tra alleati, vale per gli imperi centrali, vale anche per l'intesa, di riconoscere la molteplicità dei fronti in cui
ciascuna delle due alleanze è contemporaneamente impegnata. C'è un protagonismo del fronte occidentale a cui gli anglo-francesi sono tuttora affezionati anche in sede storiografica, e solo qualche specialista fa notare che la guerra in montagna è una delle grandi novità invece della Prima Guerra Mondiale, e la guerra in montagna è soprattutto, non esclusivamente, quella che si combatte appunto sul fronte italo-austriaco, e di cui la Strafexpedition è un grande capitolo. Adesso affronterò la questione per grandi temi. Siamo sempre nello stesso periodo, siamo sempre nella stessa zona, ma vediamo di scegliere diverse angolature per andarci dentro. Il primo tema è quello dei servizi di informazione. In una guerra moderna i servizi di informazione, più coloritamente potremmo chiamarli di spionaggio e controspionaggio, ma non è necessario sempre e solo utilizzare questo termine. I servizi di informazione diventano fondamentali nella Prima Guerra Mondiale, ma non sono riconosciuti da subito fondamentali da tutti coloro che hanno titolo per comandare o tra i militari o tra i politici. Fanno fatica ad ammettere che la guerra sia tanto cambiata, non solo dal punto di vista delle tecnologie, c'è la mitragliatrice, ci sono gli aerei, ci sono i siluri, eccetera, non solo da questo punto di vista, ma nel senso che una guerra di massa non può non avere a che fare con la psicologia di massa e anche quindi con la informazione, non solo di quello che fa il nemico, che bisogna cercare di sapere prima che lo faccia, ma anche degli stati d'animo che circolano tra loro e noi, perché si combatte anche con gli stati d'animo, loro e nostri, noi e loro. È completamente diversa la guerra da quando la combattevano gli eserciti di mestiere, i mercenari. Qui ci sono i cittadini. Tutto entra in gioco, il grado, l'intensità, la veridicità della cittadinanza nei singoli paesi. Perché nell'ottobre e novembre diversi saranno pronti a pensare che una parte dell'esercito italiano abbia volutamente gettato le armi? Perché sotto sotto una parte della classe dirigente non si fida dei governati, una parte dei governanti non si fida dei governati, e d'altra parte era del 1912 la legge elettorale che concedeva il voto alla gran parte dei maschi, e solo nel 1913 si erano fatte delle elezioni politiche basate sul suffragio pressoché universale. Questo vuol dire che tanta fiducia non c'era, quindi finché le cose vanno bene, viva l'esercito. Quando le cose vanno male, abbasso il popolo. Così, diciamolo con uno slogan, o quella parte del popolo che, c'è o non c'è il movimento operaio, c'è o non c'è la CGIL, c'è o non c'è il Partito Socialista, ci sono da 30 anni. Allora, che conto si può fare su di loro? Mussolini ha cambiato idea all'ultimo momento. E così Filippo Corridoni, Alceste De Ambris, Nagreti Rivoluzionari, sì, d'accordo, qualche capo, ma le fanterie politiche del movimento operaio? Sì, no, forse. Questo interrogativo percorre tutta la guerra e a Caporetto, ma ne parleremo l'anno prossimo. Naturalmente per ciascun popolo la storia precedente è stata diversa, quindi il grado di fiducia che le classi dirigenti possono avere nel rispettivo popolo è diverso. Che il Partito Socialista X, Y o Z nel paese X, Y o Z
se si chiamava socialista o comunque si chiamasse l'opposizione, socialista, socialdemocratico, questi erano i nomi. Ecco, che avesse votato o no i crediti di guerra nel 14 o nel 15, beh, questo era fondamentale. E in Italia il Partito Socialista era l'unico che il 20 maggio del 15 non aveva votato crediti di guerra. I partiti guida della seconda internazionale, tedeschi e austriaci, apparivano, in base ai loro comportamenti politico-militari nel 14, molto più affidabili alla classe dirigente tedesca e austro-ungarica, anche che nel momento in cui dico austro-ungarica mi ricordo che la situazione è poi diversa da nazionalità a nazionalità, perché è un impero e le normative, persino il diritto di voto, è diverso da popolo a popolo e anche il comportamento quindi dei rispettivi socialisti non è univoco nell'intero impero austro-ungarico, ma grosso modo diciamo che sia all'interno dell'intesa sia all'interno degli imperi centrali negli altri paesi le classi dirigenti si possono fidare del popolo, della sinistra propria, di più che in Italia o in Russia. Ne riparleremo naturalmente, è un fenomeno da tenere continuamente sotto osservazione. Allora il servizio di informazione dovrebbe servire, essere rivolto naturalmente sia verso l'estero che verso l'interno, sia verso l'esercito altrui che verso l'esercito e i civili propri. In realtà ci si arriva a strada facendo e non subito. E qui devo fare il nome di Tullio Marchetti, che diventerà generale ma che è grosso modo maggiore o colonnello a seconda dei momenti a cui vogliamo riferirci, e che è lo specialista nel servizio di informazione proprio nella prima armata, che è l'armata in cui abbiamo a che fare. Quella che dovrebbe combattere e che si trova impegnata durante la Staffel Expedition sugli altopiani. È comandata dal generale Brusati, che è uno dei vari generali mandati via da Cadorna per far fronte, cambia comando e la affida a Pecori Giraldi. Marchetti è un trentino. Esce dall'esercito subito dopo la guerra, prima del necessario, e si dedica a scrivere le sue memorie. Ci sono diversi suoi libri interessantissimi in cui racconta proprio questo, come la sua rete non è chiaro di dove venga questo sabotaggio. I nostri servizi di informazione sono entrati in azione. È questo? Infatti sì, c'è qualcosa. Questo sembrerebbe funzionare. Allora, nelle sue memorie, che non pubblicherà da vivo, per essere libero di fare i nomi, e che sono state pubblicate alcuni decenni fa, comunque a Trento, nell'ambito dell'azione del Museo Storico di Trento, il maggiore colonnello e poi generale Marchetti racconta che da quando lui era uscito dall'Accademia, lui che era un trentino anche se nato a Roma, quindi famiglia trentina, casa a Trento, beni in Trentino, lui continua ad andare e venire con il trentino, con la scusa che ha casa e parenti in un paese. Con questa scusa realizza nel corso di decenni sotto la Triplice la rete di informatori trentini che è pronta per entrare in azione nel 1915. A questo punto però l'ufficialità non ci crede. E tutte le informazioni che Marchetti era riuscito a far affluire in tempo su quella che sarà la spedizione punitiva non entrano in funzione perché
coloro che avrebbero dovuto servirsi di queste informazioni rifiutano di servirsene. Allora io recentemente ho letto e riletto le sue memorie perché mi servivano per questo volumetto della Fondazione Corriere della Sera che si chiama Propaganda e cultura nella Grande Guerra, narrare il conflitto. E ho trovato in modo molto marchetticentrico, perché Marchetti è molto convinto di avere visto e capito tutto lui. Però fornisce anche una serie di elementi fattuali che sembrano dargli ragione alla sostanza. E allora vi leggo una mezza paginetta che si riferisce al settembre, anzi il 14 settembre del 1916, e ormai è passato qualche mese da quando c'è stata, ormai le cose sono andate come sono andate, il disastro lo si è sfiorato, però le cose sono andate in modo molto brutto, potevano finire non male, come comunque sono andate, ma malissimo. E perché? Se lui aveva fatto sapere a chi di dovere i movimenti che si preparavano da parte austro-ungarica, perché? Allora lui racconta questo. Da 2 settimane, nel settembre del 1916, Marchetti è finalmente, anche da un punto di vista formale, istituzionale, a capo del servizio informazioni della Prima Armata, con uffici da Brescia a Verona, perché una grande armata si dispiega in un grande territorio, quindi gli uffici sono ben lontani dagli altipiani. E lui è finalmente stato posto a capo, perché finché dava tutte quelle informazioni, sì, stava all'interno dell'ufficio competente, ma non lo dirigeva, è per questo che non riesce a fare arrivare le sue informazioni in tempo utile a chi ne potrebbe fare buon uso, perché ci sono dei filtri, degli intercapedini, dei superiori che non gli credono. E racconta proprio questo, in un modo molto simpatico, come vedrete. Allora, lui è finalmente a capo del servizio della Prima Armata, dell'armata capeggiata prima da Roberto Brosati e poi da Guglielmo Pecori Giraldi, 2 generali che personalmente lo hanno sempre appoggiato. Ecco perché è riuscito a fare più di quello che formalmente sarebbe stato tenuto a fare all'interno della sua armata. Il problema era quando doveva arrivare al Comando Supremo, perché le scelte politiche del Comando Supremo andassero in una certa direzione, e lì non ce l'ha mai riuscito finora. Bene, lo chiamano, mai accaduto prima, il 16 settembre del 16, al Comando Supremo. Sin qui avvolto da nubi, qui parlo io, non Marchetti, e protetto da una infrangibilità di accesso costruita dai nemici della guerra ideologizzata e dai suoi nemici personali, i suoi di Marchetti. Perché lo chiamano? Lo vuole il generale Carlo Porro, che significa il vice Cadorna. Non proprio Cadorna, ma quasi, al Comando Supremo. Lui non conosce Porro, non conosce Cadorna, e non gli par vero di vuotare finalmente il sacco e aprire l'animo suo, quando il generale lo accoglie così. Buongiorno Marchetti. Mi dica un po', da quando ella cominciò a prevedere la Strafexpedition? Marchetti parla, racconta tutto, mai interrotto per oltre mezz'ora. Infila una serie di se Cadorna avesse saputo, se Cadorna avesse ascoltato, se Cadorna avesse letto. Alla fine Marchetti viene licenziato, torna a Vicenza e trova tutti in subbuglio. Perché? Perché da Udine è giunta notizia che Marchetti ha sparato a zero su Cadorna parlando con Cadorna. Si ride di questo informatore così poco informato su che faccia abbiano il vice capo e il capissimo, come lo chiama. E però, invece di un allontanamento, quel maggiore, per ora è soltanto maggiore, e anche questo conta nei rapporti
tra gradi. Quel maggiore così informato, franco ed energico si è guadagnata la stima di Cadorna e d'ora in poi ogni sabato dovrà prendere la strada di Udine, dove c'è il Comando Supremo, e poi negli ultimi mesi di Abano per ragguagliare direttamente il Comando Supremo. Mi sembra un episodio interessante per dirci che tutto cambia strada facendo dentro la Prima Guerra Mondiale, anche il funzionamento dei servizi di informazione e il modo in cui vengono recepite le informazioni dagli alti gradi, cioè a livello di Comando Supremo. L'altro grande caso sarà l'occasione perduta. Ne parleremo in un altro momento. Accenno solo al fatto che all'interno dei servizi di informazione della prima armata, questa, agisce anche in certi periodi Cesare Battisti. Battisti di professione era un geografo prima di diventare deputato. Bravo anche a quanto pare. E non meno di Marchetti, che viveva in Italia, anche se andava continuamente in vacanza in Trentino. Battisti aveva esplorato, studiato, analizzato e scritto della geografia della sua regione, pubblicato. Dunque è un naturale informatore. È Battisti quindi di più, ma insomma è la tipologia dell'informatore di Marchetti, che sono in genere avvocati, medici, molto spesso gran cacciatori, che hanno anche questa ragione, anche lui lo è, per battere le campagne trentine e andare in giro. Magari se sono giovani hanno persino degli obblighi di leva, per cui possono, quando vengono chiamati, intrufolarsi all'interno dei reparti austro-ungarici, sto parlando dei decenni che precedono naturalmente, in modo che Marchetti possa accumulare un capitale di informazione dal punto di vista di come sono fatte le valli, come sono fatte le quote, dove ci sono i passaggi, le pendenze, ma anche dove stanno le caserme, dove stanno e quanti sono i militari. Naturalmente è un mestiere che diventa sempre più pericoloso. Lui è una specie di primula tricolore che non viene mai presa, ma altri invece vengono presi. E, per esempio, nelle sue memorie ci parla come lui è uno dei grandi artefici del buon rapporto con i popoli slavi, la legione ceca, i boemi che riescono a diventare un reparto a sé stante, combattono alla fine, nell'ultimo anno di guerra, a fianco dell'Italia, a fianco dell'Intesa. Però sono trattati come Cesare Battisti se vengono fatti prigionieri, perché sono traditori. Allora Marchetti racconta anche di una impiccagione di uno dei suoi uomini avvenuti nella piana di riva sul Garda, quindi proprio nei suoi luoghi. Ma ce ne sono stati tanti altri che non hanno avuto neanche così il bene di una memoria nominativa e di una fotografia, come è in questo caso. Allora Battisti, non vi sto a leggere, ma insomma in lettere e memorie, insomma pagine diaristiche, pagine diaristiche e lettere di Battisti c'è il rammarico e la costernazione per non essere stato creduto. E proprio lo trattano quasi a pesci in faccia il tenente Battisti, come avviene a tanti altri trentini e fuoriusciti. Bisogna sempre tenere presente che per la mentalità conservatrice e moderata degli uomini d'ordine per giunta militare di mestiere, uno che viene via dallo Stato di cui è suddito e si offre di fare il soldato contro quello Stato, è sospetto. Ecco perché i fuoriusciti trentini e giuliani non è che siano molto ben visti nell'esercito di Cadorna, che non ama la politica
e meno ancora questa politica basata su una dissociazione da una istituzione. È l'esercito basato sull'ubbidienza, sull'ordine, non sul pensiero. Pensiero e azione, ma è roba da Mazziniani. Se poi il pensiero e azione è quello di un deputato socialista, la volta scorsa parlavamo di un deputato socialdemocratico, Leone da Bissolati, bastava quello per turbare un Cadorna. Marchetti, certo, non doveva essere socialista, però mi sembra che oggi forse potremmo spendere per lui un'etichetta tipo liberal democratico. Comunque lui nel Risorgimento ci crede e tutta la sua famiglia da generazioni ci si è impegnata dentro, e quello che fa lui viene da lontano, viene fin da suo nonno, e sempre hanno fatto così, sempre hanno agito da italiani d'Austria, in vista della liberazione del Trentino e del compimento del Risorgimento. Il tema successivo è la stampa. Ho fatto spesso riferimento in questi nostri incontri allo straordinario epistolario di Luigi Albertini con i suoi redattori, corrispondenti e inviati, che sono in diversi casi i più famosi giornalisti d'Italia. Ci sono una serie di studi che riguardano Albertini o che riguardano il Corriere della Sera, facilitati adesso dalla possibilità di lavorare nell'archivio del Corriere, come anche questo libro di cui mi sono appena servito è una prova. Enrica Bricchetto ha fatto la relazione sulla stampa nel convegno di Asiago sulla Traffic Expedition, e fra le altre cose che ha tirato fuori lavorando nell'archivio del Corriere, io me la ricordo quando faceva la tesi di dottorato al dottorato di Torino, in parte la seguivo anche io. La sua tesi era su come la stampa italiana si comporta durante la guerra d'Etiopia, che cosa succede nel 1935-1936, che tipo di copertura giornalistica è possibile e richiesto di dare. E allora vengono fuori no, non solo la censura, ce lo aspettavamo in periodo fascista e in tempo di guerra, ma molto di più di questo. Però, come a me è capitato di scrivere più di una mia riflessione sulla stampa, in realtà è proprio la Prima Guerra Mondiale il laboratorio dei rapporti tra informazione e politica. La Prima Guerra Mondiale è laboratorio per tanti aspetti, pensate all'economia e alla pianificazione economica e all'intervento dello Stato, perché non si può certo in tempo di guerra lasciar fare, laissez-faire, laissez-passer, il mercato, è il mercato bellezza, basta solo che arrivi il tempo di guerra e te lo saluto il mercato e il liberismo. Naturalmente si riscopre la necessità della pianificazione, della protezione, e si scopre che è molto strano che subito prima della Seconda Guerra Mondiale ancora Agnelli, la Fiat, traffichi con il nemico, perché dal punto di vista economico questo è naturale, è il mercato, ma è chiaro che non sarà così naturale dal punto di vista politico e militare nel momento in cui l'Italia entra in guerra con la Francia. Ebbene, che cosa succede all'altezza della Prima Guerra Mondiale? Vi dicevo, i volumi di Albertini che riceve lettere e scrive lettere ai suoi sono una miniera straordinaria che esiste da decenni. Però adesso, oltre a questa selezione che era stata fatta da Ottavio Barrier nel lontano 1960, è possibile andare molto oltre e vedere tantissime altre lettere inedite che stanno negli archivi del Corriere della Sera. Io in questo momento ho a che fare, per esempio, con le lettere di Borgese, per questo, ma ve l'ho già spiegato la volta scorsa, faccio riferimento a lui, perché ha scritto gran parte di articoli di politica estera, ma prima li concerta con Albertini. E quindi oltre agli articoli che sono la parte pubblica, ci sono le lettere fin qui inedite, diventeranno uno di questi volumi tra qualche mese, che sono molte di più.
e che preparano, commentano, studiano l'impatto che gli articoli hanno successivamente. Ma Borgese è un professore di ruolo, è uno scrittore, ha gradi di rispettabilità e autonomia professionale che non hanno i Fraccaroli, neanche i Bardini, che conta molto di più di Fraccaroli, o i Civinini, che è il loro padrone. Albertini talvolta si permette di trattare in un modo molto, molto autoritario. Ci sono delle lettere che possono non far piacere ai familiari se verranno fuori queste lettere, nel vedere come sono stati a quel tempo trattati i loro nonni o quello che sono, pur essendo già giornalisti affermati. Bene, la Enrica Bricchetto racconta che Arnaldo Fraccaroli è il giornalista del Corriere che si trova meglio piazzato dal punto di vista materiale, più vicino ai luoghi durante i giorni e le settimane della Strafexpedition. Quindi sono suoi gli articoli. È l'uomo del Corriere della Sera e fa 13 articoli a partire dal 23 maggio. Dal 23 maggio. Il che significa che ci sono diversi giorni prima del 23 maggio senza articoli. Questo è tipico della stampa del tempo di guerra. Non c'è informazione, i vuoti di informazione. Il primo suo articolo è di 8 giorni dopo l'inizio della battaglia, che è nella notte tra il 14 e il 15. Il primo articolo è il più concreto e informato o meno censurato. Ci sono più fatti e sono fatti, quelli che Fraccaroli ha raccolto sui luoghi, molto inquietanti. Ve ne darò qualche prova. La prima corrispondenza, 23 maggio, controllata dal censore naturalmente, perché tutto lo era e non poteva non esserlo. E infatti in un appunto sta scritto: all'ultimo momento ho dovuto tagliare e rifare, censura. Comunque, anche se censurato e ricensurato e autocensurato, come è tipico della stampa dell'epoca, riesce lo stesso il primo degli articoli a comunicare la violenza traumatica dell'attacco e il profondo disorientamento tra le truppe. Frasi come cozzo spaventoso, impiego gigantesco dell'artiglieria austriaca, bombardamento intenso, rabbioso, insistente, violentissimo, tutte parole di questa corrispondenza di Fraccaroli, una valanga di fuoco, eccetera. Lui è sul posto dal 18, dunque non subito, ma molto prima del 23, quando riesce finalmente a pubblicare un pezzo. Fino a quel punto ha immagazzinato appunti senza riuscire a filtrare tutti gli ostacoli, che sono anche materiali, no? Di disordine, di confusione, per farli arrivare a Milano. Il giorno 21 il Comando Supremo interviene e obbliga tutti i giornalisti a stare a Udine e a raccontare la Strafexpedition da Udine. Ecco, questo è un classico della storia del giornalismo. La Bricchetto, raccontando quello che succede nella guerra d'Etiopia, dice che per copertura i giornalisti vanno in Africa, ma poi gli articoli si fanno da Roma. È il massimo.
D'altra parte, a un certo punto Borgese comunica ad Albertini che forse, sembra pregustare la cosa, forse gli affideranno la responsabilità della censura, che mi sembra il massimo come illustrazione del funzionamento della stampa. E Fraccaroli pare, dai documenti, che lui riesca ad aggirare l'ordine di andarsene a Udine e resti in zona, sgataiolando di qua e di là, sia vero o no, fino al giorno 30. Il giorno prima, il 29, Asiago è stata occupata. Naturalmente, se è vero questo che Fraccaroli sostiene con il suo capo, che lui è riuscito a restare in zona aggirando gli ostacoli, figurarsi i concorrenti, anche semplicemente gli altri corrieristi, ma immaginarsi i corrispondenti del Secolo o degli altri quotidiani che viceversa debbono rispettare la normativa. Perché anche se Maiora Premunt rimane pur sempre in vigore la concorrenza tra giornali e la concorrenza tra giornalisti. L'epistolario di Albertini fa emergere tutta una serie di invidiuzze e gelosie tra corrieristi. Hai mandato lui, potevi mandare, poteva mandare me, come mai, ma lui, ma io, Barzini, sempre lui, eccetera, eccetera. Barzini è il non plus ultra per quello che ha fatto, è la stella internazionale del giornalismo, quindi a lui sono concesse più cose, starei per dire più fandonie, perché è il più affermato colorista, cioè autore di articoli di colore. Siccome gli articoli basati sulle informazioni in sostanza non si possono, non si debbono fare, l'unica è buttarsi sugli articoli di colore, e il più bravo di tutti è lui. Naturalmente in trincea si arrabbiano, perché gli articoli di colore piacciono nei caffè e nei salotti tra i civili e le civili. Gli articoli di colore non piacciono affatto a chi la guerra sta facendo, per cui coniano la parola barzinate, che non è un giudizio positivo. Ecco una citazione di Arnaldo Fraccaroli. Ecco l'ordine di servizio famoso che mi rincorre da 7 giorni che ho dovuto firmare ieri sera perché sennò il colonnello non liberava i miei 2 articoli. Come vede, è fenomenale. Possibilità di vedere? No. Ma di scrivere? Sì. Ecco, questo è il giornalismo. Anche il giornalista si rende conto del paradosso, ma il paradosso è il tempo di guerra. Far sapere la verità a chi? Amici e nemici, ma poi anche agli amici. Quale e quanta verità si può dire? Di quale e quanta verità è capace il singolo? Ovviamente ogni singolo è capace, come rispetto a una malattia, di tanta o di poca verità. Un bel problema, quindi governare la psicologia di massa, in particolare nei momenti di disastro imminente. Per esempio, nei giorni di Caporetto, diversi quotidiani chiudono semplicemente. Non si può dire niente, nulla si può affermare, o perché non si sa, o perché è pericoloso dirlo se lo si sa, si chiude. Questo succede per esempio ai quotidiani di Padova, che in quei giorni sta diventando la capitale italiana della guerra. Cioè, continua Fraccaroli, scrivere cose fantastiche o inventate sulla traccia dei bollettini. E il giornalismo del Comando Supremo è tenuto in questo conto. Se almeno si fosse sbagliato e si sbagliasse soltanto in ciò, ma io me ne sono andato prima del divieto e ho girato. Gli altri sono rimasti qui, con osservazioni contro di me e scandali e ripicche. E poi un'altra citazione dello stesso giornalista del Corriere: lavoro di più a contrattare con la censura che a girare e a scrivere.
Ogni articolo è il frutto di una contrattazione. Ogni parola, e naturalmente non è finita, perché quando poi il giornalista riesce a far arrivare in via Solferino l'articolo, l'ultima parola è poi del direttore. E che direttore? Un direttore che è contemporaneamente un coproprietario e con la forza dirigista di Albertini. È sua l'ultima parola. Albertini fa politica, il suo giornale fa politica, è il centro nevralgico della volontà di guerra, ha contribuito fortemente a far entrare l'Italia in guerra. Quindi adesso ogni parola va calcolata. Ma io non vi dico questo scandalizzandomene, sto descrivendo una situazione da cui non vedo come si possa uscire. D'altronde noi ai nostri tempi non parliamo di giornalisti embedded, intruppati. Ecco, allora non avevano ancora la parola, ma avevano già i giornalisti intruppati. Possibilmente intruppati a Udine, così fanno ancora minor danno che se stanno almeno sulle navi o all'interno dei reparti della fanteria. Dice allora: lavoro di più a contrattare con la censura che a girare e a scrivere. Intanto sono immobilizzato qui come tutti e per molto pare. Nei primi giorni smaltirò ciò che ho raccolto, ma poi vedremo, ma c'è poco da sperare. E poi, mettendo addirittura in corsivo con soddisfazione velenosa nei confronti della concorrenza, dice: da 7 giorni gli altri lavorano di fantasia. A me non piace, con affetto, il suo Fraccaroli. A me non piace, ma tra qualche giorno finirà i suoi appunti raccolti sugli altipiani e anche lui dovrà cominciare a lavorare di fantasia, se gli verranno richiesti degli articoli. Adesso introduco uno dei grandi libri della guerra, che è il Diario di un imboscato. Molti di voi l'hanno sentito nominare, di un giornalista e piccolo romanziere veneto, Attilio Frescura, che nel 19 pubblica presso la libreria editrice Galla di Vicenza questo Diario di un imboscato, flirtando furbescamente con il clima del 1919. Il libro va bene, tant'è che pochi anni dopo lo ritroviamo pubblicato dall'editore Cappelli di Bologna, che era molto più importante della libreria Galla, che era la libreria del teatrino cattolico. C'è ancora, i vicentini lo sapranno, la libreria Galla, anzi c'è una serie di librerie Galla, ma insomma Cappelli è di più. Il titolo rimane perché era difficile sacrificarlo dal punto di vista del mercato, però molte pagine sono state sacrificate strada facendo perché erano troppo forti. E comunque il libro, ogni edizione, si è nutrito di prefazioni, postfazioni, avvertenze per l'uso che spiegano che lui mica era davvero un imboscato. In che senso lo era? Quasi tutti erano l'imboscato di qualchedun altro. In fondo noi lo pensiamo, lo leggiamo o lo scriviamo anche dei generali, perché i generali non vanno in trincea. No? Bisogna sempre stare lì a spiegare che, lo credo bene che non vanno in trincea, ma con qualcheduno bisogna proprio spiegarlo. Sembra che sia una forma di viltà non andare in trincea, a ciascuno il suo ruolo. Ovviamente il generale sessantenne, settantenne, ottantenne deve preparare i piani avendo uno sguardo ben più ampio di quello che può avere il fantaccino o il sottotenente in un buco fetido che è appunto una trincea. Ma insomma Frescura era della territoriale, tutto qui, ecco, era della territoriale. Quindi era un imboscato, certo che lo era, rispetto a chi andava in prima linea e non soltanto in prima linea. Però ha per noi il vantaggio di essersi trovato anche lui nel luogo giusto, e siccome un militare non lo mandano mica via, è sugli altipiani, è ad Asiago, è a Gallio, è da quelle parti lì, e il suo diario porta tutti i luoghi e i giorni, ora per ora, giorno per giorno, nei giorni della Strafe Expedition. Quindi abbiamo una cronistoria straordinaria, in chiave molto comprensiva ed umana nei confronti dei dolori e delle sofferenze della povera gente, dei civili che vede
letteralmente mentre scappano, un po' vengono sgombrati a forza dai militari, perché salvo Enego il resto deve sgombrare. E quindi si desertifica di civili l'altopiano. Poi, se tengo d'occhio l'orologio, vi darò anche qualche cifra su questo grande fenomeno del tempo che è il profugato dagli altipiani e dal Vicentino. Allora, ho due citazioni da Frescura, proprio all'inizio, i primi effetti della Traffic Expedition. 15 maggio 1916, c'è un brano alle ore 7, non lo leggo, uno alle 14, non lo leggo, e uno alle 16 e leggo questo, alle 16 quindi del primo giorno. È il quarto colpo di cannone che dilania il paese. Di solito il tiro a forcella rendeva redditizio il terzo, una a sinistra, una a destra e uno in mezzo, stat virtus, vedete, vale anche per le bombe. E in questo caso invece è il quarto che arriva a colpire Asiago. Occorre tenere i nervi saldi, continua Frescura. Provo a fare dello spirito, ma perché i miei colleghi ridano, dovrei fare loro il solletico sotto i piedi. Ore 18. Tutta la popolazione di Asiago si rifugia a Gallio. Vi ricordate, la distanza è di 3-4 chilometri, ma insomma è un po' più in là, e siccome gli austriaci scendono da Trento, dall'Interrotto, dal Moschag, da quella parte lì, Gallio è un po' più lontana di Asiago. Tutta la popolazione si rifugia a Gallio, il vicino paese, Asiago, città morta, città muta, dopo gli urli d'angoscia. Ho la visione di Messina, sventrata, frantumata. Dopo il terremoto si vede che c'era andato come giornalista forse. La facciata dell'albergo Croce Bianca è crollata. Appare la scritta albergo Cr. Questo albergo è fortunatissimo, perlomeno dal punto di vista letterario, perché ritorna anche nei Piccoli Maestri di Meneghello. E d'altronde era l'albergo più importante di Asiago. L'altra citazione a Frescura, siamo al Turcio. Qualcheduno di voi ricorderà il grande prato con ganci quando viene il momento della neve, che si trova uscendo da Asiago prendendo la strada in direzione di Bassano. Questo grande prato c'era all'incirca anche allora, e quindi diventa un luogo di accatastamento e di ospedale, ma di pre-ospedale provvisorio, di feriti, morenti e morti. Per sottrarli al tiro del nemico, i feriti sono stati portati da Asiago sin qui, al bosco del Turcio, c'è questo grande prato circondato da un bosco, dove sono accampati all'aperto. Molti muoiono di freddo. Quando questi feriti si svegliano dall'assopimento e vedono in alto il cielo fra gli abeti e intorno il bosco, e nel bosco un candor di bende arrossate, e odono il gemito degli altri, debbono credere di patire l'incubo. Arriva un autocarro e scarica quelli che debbono essere medicati. Hanno un cartello sul petto su cui è scritto il genere di ferita. Allora gli altri, anche i più gravi, fanno ressa attorno all'autocarro per essere portati più giù, fra delle mura, su di un letto, al coperto, così come una povera bestia ferita cerca l'antro in cui morire. Ci addentriamo nel bosco. La distesa della carne dolorante è infinita. Tutti sono assopiti, instupiditi dalla battaglia. Qualcuno geme senza requie, senza ira, senza urla. Incontriamo il cappellano alacre al suo doloroso ufficio. Per la veglia e per l'angoscia egli è più pallido dei suoi morenti. Forse egli ha chiesto a Dio perché, o Signore, perché? Come vedete il militare Frescura si muove da giornalista, più che avere
in questa fase obblighi militari. Ha la possibilità quindi di fare il cronista e di darci perciò questo libro così importante, quella possibilità che è negata a coloro che sono rimasti a fare i giornalisti, è data invece a lui che fa parte della territoriale, ha una divisa, può muoversi e mette a frutto tutto quello che riesce a vedere. Sono frammenti, ma sono decine e decine di pagine, decine e decine di frammenti, quelli che Fraccaroli era riuscito a vedere nei primissimi giorni, ma che poi non li lasciano più vedere. Veniamo al tema dei profughi. Lo specialista è Daniele Ceschin, che da diversi anni studia proprio questo tema nelle diverse fasi. Quindi certo il grande capitolo del profugato sarà quello di Caporetto, ma è già un grande capitolo questo. E dalla sua relazione al convegno di Asiago estraggo, per darvi un'idea, qualche cifra. Sentirete risuonare nomi noti sia dei paesi da cui vengono via, sia dei paesi verso cui vengono mandati i profughi. L'altopiano viene sgombrato, come vi ho detto, l'altopiano diventa luogo dei militari. Su questo abbiamo anche tutta una serie di pagine di Mario Rigoni Sterna, che racconta appunto le varie stagioni del suo altopiano e anche poi la stagione del ritorno. Il più bello, credo, dei suoi libri di Rigoni Sterna, dico, Storie di Tönle, ha a che fare proprio con questo andar via dall'altopiano che diventa la zona di guerra. E l'ultimo è proprio questo pastore, mercante, emigrato, stagionale per tutta la vita, che è il Tönle. In base ai dati che possediamo, dice Daniele Ceschin, e possiamo facilmente disaggregare su base comunale e distrettuale, tra il maggio e l'agosto del 1916, dunque il profugato comincia con le operazioni militari ma si prolunga anche dopo, i profughi dai comuni dell'Alto Vicentino in conseguenza della Strafeg Expedition ammontarono a 76.338, 76.000 e più, che corrispondevano a 19.724 nuclei familiari, eccetera, perché tendenzialmente andavano via per famiglie, anzi per grandi famiglie. Di questi profughi, 24.000 e rotti provenivano dal distretto di Schio, dove erano stati sgombrati comuni come Arsiero, Forni, Laghi, Laste Basse, Piovene ed altri. 22.153 appartenevano al distretto di Asiago, dove, tranne Enego, oltre al 53% della popolazione del capoluogo, tranne Enego, tutti i comuni erano stati sgombrati. Altri 21.955 provenivano dal distretto di Bassano, dove c'erano anche profughi da Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna e Valstagna. E 6.900 appartenevano al distretto di Tiene, dove erano stati sgombrati anche Caltrano, Chiuppano e Cogollo. I primi comuni ad essere evacuati furono quelli di Asiago, Rozzo e Roana. Sono quelli più vicini agli austro-ungarici che stanno scendendo. È la geografia che determina questa cronologia, questa successione temporale, i cui abitanti lasciarono le loro case diretti verso la pianura vicentina tra il 15 e il 18 maggio. Seguirono poi gli abitanti di Gaglio, quelli di Foggia sono sfollati il 29 maggio. Quindi l'altopiano si svuota a poco sul filo dei giorni. Possiamo immaginare il tam tam che si sarà sviluppato tra gli uomini e le donne, tra i civili che abitavano l'altopiano. Migliaia e migliaia. E infine quelli di Lusiana. Anche qui la geografia spiega il ritardo.
Per i comuni dell'altopiano di Asiago il profugato assunse i contorni dell'esodo forzato della popolazione e delle amministrazioni che vennero ospitate nei paesi del Basso Vicentino. Per esempio, i profughi di Asiago dove vanno? Vanno a Noventa Vicentina, quelli di Gaglio ad Albettone, quelli di Tresché Conca a Nanto, quelli di Rozza a Barbarano, quelli di Roana, Canove, Camporovere e Cesuna a Poiana Maggiore. Sistemazione provvisoria, perché poi vanno anche molto molto lontano, al di là delle cifre naturalmente lavorando sui lavori sugli studi di Ceschin, che comprendono anche un libro di vari anni fa dalla Terza, viene fuori anche problematica più vasta dei rapporti, l'incontro, che qualche volta è persino uno scontro psicologico se non materiale, con le popolazioni che dovrebbero ospitarle in giro per la penisola. Le situazioni attuali non potranno drammatizzare ulteriormente un rapporto tra abitanti del posto e profughi che comunque anche a quel tempo ebbe i suoi momenti amari. Tant'è che ancora oggi i discendenti dei profughi di allora se ne ricordano come di una grande slabbratura, di una lacerazione tremenda del loro essere sociale e comunitario, anche perché l'essere comunitario dell'altopiano è naturalmente favorito da una serie di circostanze territoriali, geografiche e storiche. Sono facilitati dalla geografia ad essere e sentirsi comunità. Quella comunità nel 1916 viene distrutta per quanto riguarda il suo insediamento normale e in realtà entra in azione come risorsa straordinaria per tenere insieme quanto possibile le nuove condizioni la comunità disgregata. Cioè il tentativo è quello di restare comune, sia pure comune profugo. Oltre a restare soggetto collettivo in quanto nucleo familiare, e si tratta di famiglie più larghe di quelle che ci sono oggi, di clan familiari, no? Ma anche i paesi, infatti abbiamo appena visto che ciascun comune viene appoggiato a un comune. Ecco, l'idea è quella di salvare il salvabile di quei meccanismi di integrazione comunitaria che ci sono. Salvare il salvabile, ma evidentemente la comunità non può più essere quella di prima, anche se non verrà lacerata e distrutta definitivamente e si ricostituirà subito nei ritorni del dopoguerra, che vedono i ritorni delle avanguardie. L'anno della vittoria è uno dei libri di Mario Rigoni Stern, è quello proprio che racconta l'immediato ritorno e anche il cambiamento di segno e di funzioni dell'esercito italiano, che a questo punto c'è ancora, ma le cose dell'esercito, infrastrutture che sono stati di natura militare, possono adesso diventare di utilità civile, e tutta una serie di ufficiali, Rigoni nomina anche Carlo Rosselli tra gli altri, diventano amici invece che, non dico nemici, ma certo prevaricanti nel loro essere militari rispetto al sentimento e agli interessi immediati dei civili, come era avvenuto in tempo di guerra. Ancora, c'è un intervento dell'onorevole Sebastiano Schiavon, deputato popolare di Cittadella, e che in una discussione riesce a mettere all'ordine del giorno, a far diventare drammaticamente presente la condizione dei profughi, parlandone criticamente così.
Dice Ceschin, la vicenda del profugato investiva innanzitutto il problema patriottico. Ed ecco, tra virgolette, quello che dice l'onorevole Schiavon. Si tratta di italiani, i quali sono stati spesso, magari in buona fede, calunniati. Sono stati e sono anche ora ritenuti ingombranti, quasi delle spie, mentre tutti noi sappiamo che gli abitanti dei 7 comuni dell'altipiano vicentino, come quelli dei paesi contermini, sono precisamente quegli alpini, quegli artiglieri, quelle guardie di finanze, quelle fanterie che proprio recentemente hanno impedito l'offensiva della nemica Austria. Sono quei soldati i quali sanno benissimo come la guerra immane che combattiamo abbia dovuto richiedere a loro anche il sacrificio degli averi, oltre a quello delle persone. In realtà le cose sono complicate. In questo momento il deputato, potremmo dire noi, cattolico di sinistra, era una grande speranza del movimento cattolico, è morto giovane. Non può non presentare, non ritiene politicamente e per senso di opportunità di poter presentare diversamente da così la situazione. In altri momenti, come per esempio adesso che si parla quasi solamente del motto di Papa Benedetto dell'inutile strage, probabilmente oggi potrebbe parlare diversamente di questa stessa situazione, perché l'interpretazione dei fatti muta. Ma insomma all'epoca Schiavon mostra di scandalizzarsi perché si vedono i traditori invece che vedere i patrioti, semplicemente perché gli altopianesi usano un dialetto incomprensibile che ha evidenti inflessioni tedesche, per cui diversi parroci in effetti all'inizio della guerra sono stati inquisiti, messi sotto processo e anche se magari non condannati, non viene condannato il parroco di Cesuna, Don Grandotto, però viene allontanato e posto al confino ben lontano dalla zona di guerra, e non accade soltanto a lui. Grandotto nelle sue memorie scritte perché il vescovo di Padova, la sua diocesi, glielo chiede, pone la questione in termini di lotta tra cattolici e massoni. È chiaro che questo era uno dei termini della questione, la lotta tra cattolici e massoni. C'era naturalmente anche dell'altro. Mi avvio alla chiusura con le ultime citazioni che traggo da questo bellissimo diario segreto che lo scrittore e ministro Ferdinando Martini teneva all'epoca e che solo decenni dopo è stato pubblicato. Diario 1914-1918 di Ferdinando Martini. Ora, lui era uno scrittore, un giornalista, oltre che parlamentare da decenni. Era stato ragazzo all'epoca del Risorgimento. Ne capisce di stampa ed è il più interventista del governo, già del governo Salanda. È uno che non è semplicemente intervenuto per geopolitica e calcolo delle opportunità, ma perché ci crede e il suo interventismo viene da lontano. Allora che cosa dice? Ho 3 citazioni con cui chiudo. «16 maggio. Dunque, il primo appunto che trovo proprio all'inizio del fatto. Non si può non provare una triste impressione leggendo questo bollettino. Ci siamo ritirati sulle linee principali di difesa, tra virgolette principali di difesa. Che si intende per linee principali? L'attacco dalla parte del Trentino era preveduto. Doveva a ogni modo esserlo, perché annunziato da molto tempo. Il bollettino manca di lucidità. Ci siamo ritirati. Come? Abbiamo lasciato prigionieri? Abbiamo perduto artiglierie? Un ministro non sa. «20 maggio. È triste a dirsi, ma è vero, nelle operazioni militari, se di felice successo, noi del Ministero non abbiamo merito alcuno.
Se disgraziate, non abbiamo colpa di sorte. Eppure, in quanto avviene, una certa parte di responsabilità grava anche su di noi. Sono ormai parecchi mesi che non abbiamo più fiducia nel Cadorna e nell'opera sua. E non avemmo il coraggio di toglierlo dal comando supremo. Abbiamo di che scusarci. Il re le ha conservato la propria fiducia. Inoltre è difficile surrogarlo, perché nulla indicava un surrogatore. Questa è una citazione buona anche per mercoledì scorso sul rapporto tra autorità politiche e militari. E infine, il 2 giugno è finita, ed è finita male ma non malissimo, relativamente bene data la situazione che si era creata. Ah, i giornali! Ieri o avantieri il Giornale d'Italia, vi ricordo il Giornale d'Italia, quotidiano romano, era praticamente il portavoce del ministro degli esteri Sideri Sonnino. Era più a destra del Corriere della Sera. Ieri o avantieri il Giornale d'Italia intitolava il proprio articolo di fondo "Fiacca offensiva" e parlava, si intende, dell'offensiva austriaca. Fiacca offensiva. Mentre le armi nemiche fanno impeto indescrivibile contro di noi e noi stiamo con l'animo trepidante per una discesa nemica nella pianura veneta. Sono cose incredibili. Così si culla il paese in fatali illusioni e gli si fa credere che non corra pericolo, mentre dovrebbe sì invece additargli il pericolo e incuorarlo a tutte le opere, a tutti i sacrifici che semmai occorrano e scongiurarlo. E sono gente intelligente al Giornale d'Italia, ma Bergamini non lo legge, si vede. E così chiudiamo, così come stava in quei giorni ormai chiudendosi la Strafexpedition e chiudendosi anche l'esperienza del governo Salandra, perché il 18 giugno c'è il cambio di governo da Salandra a Boselli. Rochat, concludendo la sua relazione anche in altri studi, diceva alla fin fine l'ha avuto vinta Cadorna, perché Cadorna resta e Salandra no. Possiamo chiudere comunque con una sorta di lieto fine dal punto di vista militare, perché il 9 agosto, al termine della sesta spallata dell'Isonzo, c'è l'occupazione di Gorizia. E da ultimo dirò anche che il 27 agosto c'è l'entrata in guerra anche con la Germania. Mi fermo, a voi. L'altra volta abbiamo raccolto troppi interventi perché io potessi rispondere, però 3 o 4, l'altra volta erano 6, troppi, ma 3 o 4 ci stanno, altrimenti posso sempre rispondere, eccone uno, sì. No, è arrivato prima lui, poi lei. Ormai quest'anno è solo secondo, tocca a lei, poi arriva lei, sì. Professore, io penso che il rifiuto dato da Falkenhayn alle istanze di Conrad nel far scendere in campo i tedeschi nel corso della Strafexpedition sia dovuto essenzialmente a un motivo fondamentale che lei ha accennato nell'ultima frase della sua relazione, e cioè la Germania nel maggio del 16 era in condizione di non belligeranza con l'Italia e in seconda istanza anche da un momento di semplice opportunità. La condizione di non belligeranza fra Italia e Germania dava la possibilità alla Germania di avere in Italia un'ambasciata, dei consolati,
6 di queste fortemente impegnate in un'azione di fiancheggiamento nei confronti dell'azione dell'Evidence Bureau austriaca. Lei ha fatto accenno all'importanza dei servizi di informazione. Ebbene, l'Evidence Bureau determinò e fu determinante in azioni di sabotaggio. Ricordiamo l'affondamento della corazzata Leonardo da Vinci, dell'altra corazzata italiana, del sabotaggio dell'arsenale di Terni. Ecco, io ritengo che il rifiuto non fosse di Falkenhayn, non fosse dato tanto dal ritenere egli la centralità del fronte occidentale, ma quando da motivi oggettivi forti, lo stato di non belligeranza e questi motivi di opportunità che le stanno ventilando ora. Non so cosa ne pensa di questo mio idea, di questo mio pensiero, professore. Sì, no, ecco, la Strafe Spedizione sembra però una versione nostra italiana basata appunto che avevamo abbandonato la triplice alleanza, però sembrerebbe, diciamo, usiamo i condizionali, gli austriaci invece la chiamano così perché per loro ipotizzano che sia l'azione risolutiva che porta alla sconfitta di noi dell'Italia e chi perde la guerra viene punito. C'è chi ipotizza, nella peggiore ipotesi, che l'Austria in questa, diciamo, soluzione negativa per noi avesse potuto richiedere nuovamente Venezia sotto loro, ma comunque per dire no, perché la Strafe Spedizione è un buon piano militare, no? E questo è un piano militare che, se fosse riuscito, non prevede l'accerchiamento delle truppe nostre, il grosso dell'esercito e sull'Isonzo, sul Carso, verrebbero presi alle spalle. E questo è il valore del piano. Tanto è vero che mettono al comando l'erede di Francesco Giuseppe perché pensano che sarebbe legittimato proprio sul campo una vittoria loro, darebbe prestigio all'erede. Per cui non è, ecco, non è un piano così, sì, loro la chiamano, ma il loro scopo è quello che sarebbe l'Italia perde la guerra, per dire, viene punita come c'è quello. E questo provoca che noi eravamo entrati in guerra, no? Con l'idea la guerra breve, vittoriosa, avanziamo, e invece ci troviamo che arretriamo e dobbiamo difenderci. Si parla, sono a 30 km da Vicenza, le autorità avevano già predisposto l'evacuazione di Vicenza, e per dire questo provoca appunto addirittura paura in campo politico e militare. Ecco, detto questo, però volevo dire qualcosa sul fine anno, perché è importante politicamente, perché c'è, no, che muore Francesco Giuseppe, subentra a lui il nipote Carlo che lancia delle ipotesi di trovare delle soluzioni. A questo si aggiunge, subito stessi giorni, il cancelliere tedesco, anche lui lancia così ipotesi di trovare. Su questo i socialisti italiani presentano una mozione in Parlamento di avviare negoziati di pace, che saranno, tutte queste cose vengono respinte da tutti quelli che fanno parte dell'intesa. E a fine dicembre c'è Wilson, presidente degli Stati Uniti, che sono ancora neutrali, che anche lui manda una sua visione di risoluzione a tutti i paesi belligeranti, ma non riceverà risposta da alcuno. Ecco. Lo storico austriaco a cui ho fatto riferimento non apre
questa dimensione che il primo intervenuto ha proposto di opportunità per la Germania o inopportunità per ragioni e diplomatiche e di carattere informativo e spionistico. La citazione che vi ho letto rappresenta il suo pensiero. La motivazione, cioè, è quella che il fronte occidentale conta di più e il fronte italo-austriaco non viene preso in considerazione. Per quanto riguarda la questione che la Germania non era ancora in guerra con l'Italia, a questo si poteva facilmente provvedere. E comunque, a prescindere da una dichiarazione di guerra che avrebbe potuto avvenire contestualmente, i tedeschi avevano già aiutato gli austro-ungarici all'inizio della guerra senza che la dichiarazione di guerra fosse intervenuta. Quindi direi che questa motivazione qui di correttezza dal punto di vista diplomatico non sussista. Per quanto riguarda l'altra faccenda, cioè che poteva essere comodo tenere, questo non lo escludo, bisognerebbe sentire che cosa ne pensa la storiografia diplomatica. Se ne pensa qualche cosa di diversa, questo non è approdato al pensiero dello storico austriaco che non tanto tempo fa, il convegno all'inizio del 2000, ha steso questo bilancio. In ogni caso, per quel che ne so, la motivazione che viene data è sempre questa. Gli austro-tedeschi, tutte e due, avevano fatto un investimento maggiore e sul fronte occidentale e sul fronte orientale. Per volontà dell'Italia si apre a un certo punto quest'altro fronte, qui quella che è direttamente coinvolta e non può non esserlo è l'impero asburgico, che deve perciò dividere le sue forze. All'inizio della guerra la gran parte delle forze austro-ungariche sono in Oriente ed è per questo che torna utile qualche aiuto materiale da parte dei tedeschi. Poi le cose si ribilanciano. La scelta politico-militare, perché non è soltanto militare, è anche politica del generale Conrad, è quella di togliere di mezzo il più debole dei due nemici. Penseremo dopo alla Russia. Per il momento facciamo affluire forze contro gli italiani. Ecco. Ho a questo punto l'occasione di rispondere a un intervento a cui non c'era stato il tempo di rispondere la volta scorsa, perché c'entra in questo momento. Uno degli interventi diceva: ma questi complicati rapporti tra autorità politica e autorità militare, ecco, si pongono alla stessa maniera negli altri paesi o le cose vanno diversamente? Ecco, la linea politico-militare del generale Conrad configura un vero e proprio partito della guerra che nell'impero asburgico conta. Tenete presente che il Parlamento a Vienna viene chiuso all'inizio della guerra, quindi le scelte politiche avvengono altrove. Noi possiamo dispiacerci che il Parlamento italiano sia stato chiamato a deliberare il 20 maggio del 15 così tardi, però non è che il Parlamento di Vienna sia stato trattato in maniera più liberale o più democratica. E tra le forze politiche che viceversa contano c'è l'imperatore in prima persona, che poi per un po' è ancora il grande, vecchio Francesco Giuseppe, e il partito della guerra. Del partito della guerra generale Conrad non è l'unico membro, ma è un membro eminente, non per niente è alla testa dell'esercito, però è anche una vera forza capace di orientare la linea del paese anche in quanto membro di quello che possiamo chiamare partito della guerra, un partito della guerra che da anni, non da adesso, vede il nemico nell'Italia. Non è che Conrad si sia pensato questo disegno strategico all'ultimo momento e contingentemente, dicendo vabbè mettiamo da parte la Russia, liquidiamo l'Italia e poi si vedrà. È una linea
che lui personalmente invera come forza politica a cui dà il suo nome. Quindi la risposta a quell'intervento è che i militari contano grosso modo di più dei politici negli imperi centrali, perché questo vale non meno nella Germania. La situazione è diversa in Francia e in Inghilterra. Quindi andrebbe fatto il discorso del rapporto tra autorità politiche e militari in maniera distinta per ciascun paese. In realtà poi, volendo approfondire, è chiaro che bisognerebbe distinguere anche all'interno della guerra a seconda dell'andamento della guerra. Ma insomma, non è un bel momento per le istituzioni parlamentari. Starei per dire che è più facile che entrino in azione altri meccanismi di democrazia, tra virgolette, di carattere sostanziale, semmai plebiscitario, extra-istituzionale ed extra-parlamentare. Quella che per esempio lo storico britannico Trevelyan, quello che è stato sulle nostre montagne con le autoambulanze, considerava la democrazia tipica nella storia dell'Italia risorgimentale e rimasta tipica nelle vicende dell'interventismo, cioè dell'azione di piazza. Trevelyan forse ha un po' di puzza al naso nel lasciare il liberalismo e la democrazia istituzionale all'Inghilterra come propria e nel riconoscere, ma positivamente, se uno legge quel libro che abbiamo di recente riedito, positivamente non è che lui stia parlando male dell'Italia, però certo sta distinguendo livelli, gradi e forme di democrazia, e la meno istituzionale sarebbe proprio quella italiana. Però anche altrove si governa più in forme extraparlamentari che in forma parlamentari. Forse è proprio del tempo di guerra? Mi pare che anche adesso, dalle discussioni che stanno venendo avanti, si ragioni più in termini di ratifica parlamentare di scelte politiche avvenute comunque già e altrove. Se questo dovesse avvenire oggi, 2016, di chi ci meraviglieremmo se fossero avvenute, e magari negli imperi centrali, tanto autoritari, nel 1914-18. Per quanto riguarda il secondo intervento, ha largamente debordato dal punto di vista temporale e tematico, andando verso le trattative di pace. Certo, tentativi di avviare negoziati di pace cominciano molto prima di quanto poi non si realizzino, e in particolare da parte degli imperi centrali, rispondendo anche a stati di opportunità, cioè a seconda di come andavano le cose. Chiaro che una formula tipo senza acquisti territoriali da parte di alcuno può immediatamente apparire positivo a chi ha soprattutto voglia di chiuderla con quella sanguinosissima e lunghissima guerra. Ma per tutti coloro che hanno creduto di fare la guerra per una qualche ragione, il discorso è diverso. Cioè tutti quei francesi che credono di fare la guerra per la riconquista dell'Alsazia-Lorena non ci possono stare. Tutti quelli che in Italia pensano di fare la guerra per la liberazione di Trento-Trieste non ci possono stare, ma neanche i nazionalisti che fanno la guerra per la conquista dell'Adriatico ci possono stare. Quindi bisogna sempre andare a vedere quando la proposta di pace, che in assoluto sembra la cosa più bella di questo mondo, ma in relativo va contestualizzata chi la fa, quando la fa e in quel momento dov'è il suo esercito, dov'è. Chi ci guadagna se la guerra fosse sospesa in quel momento lì?
Perché tra fine ottobre e inizio novembre del 1918 l'esercito italiano corre verso Trento e Trieste? È ovvio perché bisogna che la pace arrivi quando gli italiani sono stati capaci di tornare dove hanno detto di voler tornare idealmente e di tornare dove materialmente c'erano, perché quelle terre facevano parte dello Stato italiano, ma sono state perdute dopo Caporetto. Quindi il tempo nella proposta del negoziato va interpretato politicamente. Per esempio, un'altra variabile da tenere in conto potrebbe essere quella di natura interna agli imperi centrali. Dal gennaio circa del 1918 si susseguono ammutinamenti militari e moti insurrezionali di qua e di là nei due imperi centrali. Questo può essere un'altra spinta verso una rapida conclusione della pace, per spinta di carattere sociale e politica interna. Dopotutto, alla fin fine, che cosa accadrà negli imperi sconfitti? Un cambio della guardia di natura politica e un subentrare dei socialdemocratici come classe dirigente di riserva che sì, ha accettato la guerra, ma non può essere accusata come gli Juncker e i generali di averla voluta da tanto tempo prima. Quindi inviterei a relativizzare anche le proposte di pace. Mi sembra di avere risposto, e se non sono maturati voglie di intervento nel frattempo, questa volta chiudiamo qualche minuto prima. È grave? Facciamo che...